Venezia non è ancora finita l'emergenza acqua alta che mai nella storia della città si era protratta così a lungo. Domani a mezzogiorno atteso un picco di 160 centimetri. Danni per oltre 1 miliardo, sospensione dei mutui per un anno, 20 milioni come primo ristoro e il sindaco commissario straordinario, le misure decise dal capo della protezione civile Borrelli. Oggi a Venezia la visita del Presidente del Senato Casellati e del Ministro dell'Interno Lamorgese, concordi sulla necessità di finire il Mose, a San Marco anche la nazionale italiana, la città si rialzerà. Venezia con l'emergenza è diventata una vetrina per i politici e le cariche dello Stato che speriamo passino dalle promesse ai fatti, gli auspici dei veneziani nella nostra inchiesta. Domani dalle 10 l'edizione straordinaria di Antenna 3 per seguire l'emergenza maltempo da Venezia alle criticità in montagna fino al rischio fiumi in pianura. Oggi a Pellestrina il commosso addio a Giannino Scarpa, il muratore di 77 anni morto folgorato mentre cercava di difendere la sua casa dall'acqua alta. E una casa privata trasformata in base operativa in campo San Barnaba, dove si muove l'esercito degli oltre 2000 volontari di Venice Calls, gli angeli che ripuliscono gratuitamente la città. Buonasera, ben ritrovati di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 a Venezia, dunque dove è un'emergenza infinita, quella dell'acqua alta, mai nella storia della città si era protratta così a lungo. Domani a mezzogiorno è previsto un nuovo picco da codice rosso, 160 centimetri. Mai dal 1972, da quando cioè l'osservazione sistematica delle acque alte è condotta secondo metodi scientifici, Venezia era stata colpita in un anno da più di 2 acque alte superiori al 1,40 m. Questa settimana è successo 3 volte. In questo scenario gli ultimi picchi, 115-120 centimetri, un livello usualmente classificato come molto sostenuto, appaiono quasi come una pausa, ma non è così. Un'altra giornata di acqua alta in piazza San Marco, l'ennesima in una settimana drammatica che in questo senso entrerà nella storia della città e soprattutto la preoccupazione anche per le previsioni di domani. L'annuncio ufficiale arriva nel corso della mattinata. Domenica il picco di alta marea raggiungerà probabilmente i 160 centimetri attorno alle 12:30. Significa un nuovo codice rosso. Abbiamo sicuramente preallertato almeno altre 50 unità, che è il dispositivo che avevamo messo in campo l'altro giorno, e quindi oltre ai 100 uomini normalmente presenti a Venezia abbiamo aggiunto già altri 50 uomini pronti a intervenire. In occasione dei 187 centimetri che il 12 novembre hanno quasi raggiunto il record del 1,94 m registrato il 4 novembre 1966, le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco di Venezia hanno abbondantemente superato quota 500. Bisogna essere preparati a fronteggiare un'emergenza su larga scala. Su Venezia c'è un dispositivo speciale e particolare per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si basa innanzitutto sulle risorse del Veneto, ma poi abbiamo subito allertato le regioni limitrofe che provengono sia dalla Lombardia che dall'Emilia Romagna, quindi anche quelle regioni che potevano essere colpite a loro volta da eventuali nubifragi oppure altre calamità. È chiaro che in quel momento facciamo un movimento a scacchiera avvicinando le risorse da altre regioni. Sospensione dei mutui per un anno, 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nominato commissario straordinario. Sono le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal capo della protezione civile Angelo Borrelli in seguito all'emergenza per l'acqua alta a Venezia. Superano il miliardo di euro i danni provocati dall'eccezionale alta marea dei giorni scorsi a Venezia, così il primo cittadino che ha annunciato anche la sospensione dei mutui per un anno e i 20 milioni per il primo ristoro dei danni. È la notizia del giorno, il sindaco di Venezia ha nominato commissario straordinario per gestire le emergenze in città. Tra le misure contenute nell'ordinanza firmata a Cafarsetti nel pomeriggio dal capo della protezione civile Angelo Borrelli. E lo metterà in campo per adottare tutti quanti gli interventi in favore della popolazione, quindi oggi abbiamo approfittato, io sono venuto apposta per fare questo tipo di attività. Incarico che lo vedrà confrontarsi direttamente con la protezione civile da Roma. Lui è un commissario di protezione civile, quindi lo seguiremo, gli daremo una mano passo passo in quelle che sono le attività che dovrà compiere. L'intervento di protezione civile è un intervento complesso, è una macchina rodata, per chi non l'ha mai fatto
c'è bisogno di un'assistenza continua e quindi noi ci saremo. Ruolo da commissario che resta in carica al sindaco e non alla persona. Ci sarebbe un passaggio di consegne tra l'uscente e il subentrante. Brugnaro, che ripropone l'idea di istituire a Venezia un'agenzia internazionale sull'acqua e sui fattori ambientali, dove aprire le porte a scienziati di tutto il mondo, mentre ancora si sta facendo la conta dei danni per le altre emergenze maltempo e registrate a Chioggia e sul litorale, con Caorle, Raclea, Jesole e Bibbione devastate. E appena arriverà la richiesta del Presidente Zaia con la quantificazione dei fabbisogni per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo, per il ripristino della funzionalità dei servizi, noi faremo la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza. E per gestire le emergenze delle altre zone colpite dal maltempo, come per la tempesta Vaia, si fa già il nome del Presidente di Regione, Luca Zaia. E domani seguiremo in diretta a partire dalle 10 con una nuova edizione straordinaria l'emergenza maltempo, dal nuovo picco di acqua alta, l'avete sentito, la previsione 160 centimetri a Venezia, alle criticità in montagna dove sono previste non solo nevicate ma soprattutto forte vento e quindi al rischio di ingrossamento dei fiumi in pianura. Adesso è il momento del fare. Se il Mose serve a evitare i disastri che ci sono stati, occorre finirlo e occorre anche che una volta passata l'emergenza non si spengano le luci su Venezia. Lo ha sottolineato la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita oggi in città. Accolta dal Ministro dell'Interno, dal Presidente della Regione Veneto, dal Sindaco e dal Prefetto della città, il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, arriva a Venezia. Sono trascorse da poco le 10 in Piazzale Roma, quando è in atto pure una manifestazione di pochi attivisti contro il Mose. 5.500 milioni di bilancio, un buco nero di corruzione, di speculazione. La veneta Casellati, passo veloce negli stivaloni alti verdi, ha deciso di venire a Venezia a seguito dell'emergenza maltempo per testimoniare la sua solidarietà alla popolazione e agli amministratori della città, così nella dichiarazione dal comando della polizia locale con l'intento per la laguna. Sto andando a vedere appunto Venezia, la sua condizione che già ci è stata mostrata qui sopra dalla protezione civile. Io penso che adesso sia il momento del fare e se il Mose serve, come sembra, qualcosa ad evitare i disastri che ci sono stati, occorre finirlo. Nel suo lungo ma veloce tour, la visita alla Basilica di San Marco e la cripta, con la richiesta di tenere alta l'attenzione una volta spenti i riflettori su Venezia. Occorre anche che una volta passata l'emergenza non si spengano le luci su Venezia. Venezia ha bisogno di attenzione e oggi siamo appunto in una grave emergenza i cui danni alle persone, all'economia, l'abbiamo visto, è un patrimonio dell'umanità, abbiamo il dovere di preservarla. Quindi l'arrivo a Ca' Corner, casa del prefetto, e infine, secondo cronoprogramma, una visita al Conservatorio Benedetto Marcello con gli uomini del suo entourage. Adesso bisogna mettere in atto tutte quelle misure che possano servire perché non succeda più quello che è avvenuto oggi. E due sono le immediate priorità per il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese: far arrivare ai veneziani i primi indennizi e completare, dice anche lei, il Mose. Immediatamente abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza con la previsione di questi 20 milioni di euro che possono sembrare pochi e certamente sono pochi, però sono per le iniziative e le attività da fare immediatamente per dare il ristoro ai privati, per dare il ristoro alle attività commerciali, sono immediatamente spendibili, quindi è il primissimo, diciamo,
grandissimo impegno che il governo ha preso per far fronte a queste situazioni emergenziali. Perché domani è previsto un altro codice rosso, 160 cm a mezzogiorno e mezzo. Sì, domani è previsto un'altra volta acqua alta e quindi bisogna davvero attivarci ancora di più con il Mose, perché quest'opera che da anni va avanti poi possa effettivamente realizzare quello che era l'obiettivo per cui è stato portato avanti. Al Mose, il commissario straordinario si relazionerà con il primo cittadino, con il comune, visto che ha detto dello stesso fino ad ora è mancato un blackout nella comunicazione. Io presumo di sì, lasciatela arrivare, ha appena avuto la nomina. Una cosa vi posso dire, che è bravissima e quindi saprà lei come agire al meglio, come ha sempre fatto in tutti gli incarichi che ha ricoperto. E adesso la voce ai veneziani in merito all'arrivo in città di tante cariche dello Stato dopo l'emergenza alta marea dei giorni scorsi. Domani è un'altra giornata da 160, se tutto va bene. Poi domani forse i politici non arriveranno qui a Venezia. No comment. No comment. L'acqua c'è sempre stata a Venezia. Adesso si fanno vivi? O no? Adesso c'è l'emergenza. C'è sempre stata anche altre volte l'emergenza. Io credo in questo governo prima di tutto e quindi diciamo che do loro fiducia. Mi sembra che il Premier si sia comportato abbastanza bene, quindi voglio sperare che qualcosa cambi. Credi o non ci credi? No, bisogna vedere cosa succede. Le parole non servono a niente. È una vetrina secondo me, perché sono anni che si sta parlando della stessa situazione, non si sono mai scomposti. Questo avvenimento per noi è abbastanza usuale, anche se in questa misura non è assolutamente prevedibile. Speriamo che riescano a risolvere qualcosa. Non da niente, tra i veneziani si discute che è solo come gettare le parole al vento. La situazione non si cambia. Visto che sia una cosa giusta questa. Ma la cosa la disturba, la lascia indifferente o le crea piacere? La politica mi dà terribilmente fastidio. Tu non rispondi? No, mi dispiace. Ci fermiamo per qualche istante, ritorneremo tra poco con altre storie da Venezia. Telegiornale di Venezia di Antenna 3 di nuovo in diretta. L'acqua alta non ha risparmiato nemmeno lo storico conservatorio di Venezia, anche qui è iniziata la conta dei danni provocati dalla marea eccezionale del 12 novembre. Ci sono naturalmente dei manoscritti del Settecento, ma diciamo in minima parte, ecco. Il materiale è vario, nel frattempo abbiamo portato via quello che c'era, naturalmente abbiamo tutto l'archivio, quindi ci sono delle catalogazioni eccetera. È materiale vario, di vario tipo, quindi abbiamo pezzi più o meno interessanti, ma insomma le cose più importanti sono salvate, ecco. I danni provocati dall'acqua alta del 12 novembre al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia non sono ancora quantificabili, ma fortunatamente nessun tesoro è andato perduto. L'acqua è entrata in una biblioteca al piano terra, di cui era stato alzato il livello per garantire sicurezza almeno fino a maree di 1,70 m. L'exploit, che ha quasi bissato il record del 66, ha colpito le fila più basse delle librerie. Quando si fanno dei lavori per mettere in sicurezza ci si basa su delle medie negli anni, ecco questa è stata oltre, pertanto sì, si faranno degli interventi, però ovviamente noi abbiamo problemi anche di staticità, non è che possiamo portare tutti i libri pesano. E quindi questo è un palazzo di un certo, diciamo, pregio e anche di una certa delicatezza. È stato questo che è il motivo che ha portato poi a decidere di portare in parte perché si rischiano. Fondato nel 1867, il Conservatorio di Venezia ha sede a Palazzo Pisani, a pochi passi dal Ponte dell'Accademia, in quello che è il più grande edificio in città dopo Palazzo Ducale. All'interno c'è anche un museo, dove sono tra l'altro custoditi basco, bacchetta per dirigere l'orchestra e maschera mortuaria del compositore Richard Wagner. Qui studiano più di 500.000 di giovani provenienti da tutto il mondo e sono stati proprio i giovani veneziani a portare volontariamente e per primi un aiuto per salvare i volumi che ora partono per il restauro. È stata la parte che mi ha commosso, che ci ha commosso. Abbiamo a un certo punto detto ragazzi, grazie anche troppo.
E quella di oggi è stata anche la giornata dell'ultimo saluto alla vittima dell'acqua alta, il muratore di Pellestrina morto folgorato a 77 anni. È stata la giornata del lutto per Pellestrina. Tutta l'isola ha voluto essere presente per dare l'ultimo saluto a Giannino Scarpa, stringendosi stretta attorno alla famiglia dello sfortunato muratore in pensione di 77 anni, morto martedì sera a Pellestrina, folgorato da un cortocircuito mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa dall'acqua alta che stava entrando al piano terra. È voluto esserci nel momento più triste anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, presiedendo lui stesso le esequie nella chiesa arcipretaria di Ognissanti insieme al parroco Don Paolo Lanza. L'amministrazione comunale di Venezia si stringe attorno alla famiglia di Giannino, in generale a tutte le famiglie di Pellestrina e tutti i veneziani per questo grande disastro. Venezia è resiliente, i veneziani lo sono tutti al lavoro, c'è grande solidarietà, grande partecipazione da parte di tutti e siamo con il cuore, siamo con tutti loro. Nella sua omelia Monsignor Tessarollo ha richiamato forte il senso di comunità e di aiuto reciproco in un momento così difficile per tanta gente. La gente ha paura, ha il terrore, vede la morte, quindi questo è un lavoro prioritario da fare. E poi bisogna essere concentrati e risolvere il problema delle pompe idrauliche perché quelle non funzionano. Quindi quando entra l'acqua le pompe non funzionano e questo non deve più accadere. In rappresentanza del governatore Luca Zaia è intervenuto il consigliere regionale Alberto Semenzato. Essere vicini alla famiglia che ha perso un proprio caro. Io credo che l'elemosina che ha promesso lo Stato per questa gente che si trova veramente in una desolazione totale, 5.000 euro più o meno a famiglia, siano proprio una misera carità che Venezia e il Veneto assolutamente non meritano. E ora andiamo nella casa privata trasformata in base operativa a Campo San Barnaba per i cosiddetti angeli, i volontari che stanno ripulendo la città. Sappiamo che Pellestrina ha bisogno di molto aiuto, quello sì, e altre zone, guarda, il problema è che con 1,60 m d'acqua che arriverà anche domani, probabilmente tante zone, non c'è una zona precisa, sono tante zone che hanno bisogno di aiuto. Però adesso chiede maggiori. Ok, va bene. Arrivano da tutto il Veneto, Venezia in testa, e da mezza Italia un esercito di oltre 2.500 ragazzi. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una pagina Instagram e siamo attivi sui social il più possibile. Ora abbiamo aperto un gruppo per l'occasione Telegram, che è un canale che avevamo ancora poco utilizzato. Sono i nuovi angeli volontari che gratuitamente stanno ripulendo la città. Sono i ragazzi di Venice Calls, che è assolutamente aperta a tutti, non c'è limite d'età né dal punto di vista di essere piccoli, troppo piccoli, e essere troppo grandi, troppo maturi per farlo. Con gli operatori Veritas aiutano gli anziani con l'immondizia, la gente e i negozianti a svuotare le case e i negozi dalla mobilia finita purtroppo sott'acqua. Venezia stiamo organizzando in questo momento. Stivali fuori dalla porta d'ingresso della casa, divenuta la loro centrale operativa qui a Venezia, in Campo San Barnaba, al civico 3130, dove si respira energia e voglia di fare e di aiutare. Stiamo cercando di rispondere alle persone che non sanno bene come orientarsi ancora a Venezia, gente che viene da Ferrara, gente che viene da Milano, e quindi stiamo cercando di indirizzare e organizzare queste persone per coordinarle al meglio. Stiamo cercando di capire dove hanno bisogno di aiuto e ora stiamo operando su Burano, Pellestrina, Giudecca, e nel pomeriggio per le persone che sono ritardatarie o hanno avuto contrattempi cercheremo di operare anche su Venezia per quanto possibile. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi ricordo ancora domani la lunga diretta dalle 10 su Antenna 3, ora vi lascio alle previsioni del tempo per domani, una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Domenica 17 novembre ancora con tempo instabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto piogge e rovesci a carattere sparso, tuttavia vedete non si esclude in giornata anche qualche pausa maggiormente asciutta, a tratti anche soleggiata. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 16 gradi.
Condizioni instabili anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia infatti la situazione, anche qui avremo qualche precipitazione sparsa, non mancheranno dei momenti proprio asciutti. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 15 e 16 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con qualche pioggia intervallata da maggiori schiarite. Temperature minime sui 4 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.